In piedi in questo momento. Come state? Bene, bene, abbracciate una persona vicino a te. A Gabriela è rimasta da sola. Amém? Potete abbracciare quelle persone là che non conoscete, una persona che tu non conosci, vai e abbraccia questa persona. Dice: sei benvenuta in questo luogo. Dì una parola per te in questo luogo. Alleluia. 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 Amém? Voglio invitarti a pregare in questo momento per iniziare questo culto. Alza il tuo pensiero al cielo, comincia a parlare con il Signore, comincia a dichiarare cosa che tu vuoi che Lui faccia questa notte. Non dipende da noi, ma lo Spirito Santo che è qui può agire nel tuo cuore, nella tua vita. Amém? Cominciamo a pregare in questo momento, Padre, nel nome di Gesù. Padre, in questo momento noi vogliamo, Signore, alzare la nostra voce, Signore. In questo momento, Signore, noi vogliamo dichiarare, Signore, in questo nostro primo incontro, Signore. In questo nuovo primo incontro di donna che il Signore ha preparato per noi, che il Signore ha preparato per le donne di questa chiesa, Signore. Padre, nel nome di Gesù, noi vogliamo dichiarare la tua benedizione in questo luogo. Noi dobbiamo dichiarare, Signore, che la tua presenza, Signore, sarà la cosa principale che noi adoreremo questa notte, Signore. Sarà l'unica cosa che noi adoreremo questa notte. Padre, nel nome di Gesù, Signore, benedici ogni donna che è qui. Benedici ogni donna che è arrivata fin qui. Benedici, Signore, la loro casa, Signore, la loro famiglia, Signore. Io prego, Signore, perché i nostri pensieri in questo momento, Signore, siano svuotati, Signore, di ogni pensiero cattivo, di ogni pensiero che ci allontana da te, di ogni pensiero, Signore, che ci rattrista in questo momento, da ogni problema che noi abbiamo vissuto, da ogni cosa che noi abbiamo vissuto, Padre. Padre, nel nome di Gesù, Signore, che noi possiamo ricordare che noi siamo un luogo di adorazione, che noi possiamo ricordare che noi siamo un luogo dove la tua presenza regna. Noi possiamo ricordare che noi siamo in un luogo, Signore, dove noi vogliamo sentire la tua presenza. Spirito Santo, venga cominciando a lavorare nei nostri cuori, venga cominciando a lavorare nella nostra vita. Signore, noi vogliamo dichiarare, Signore, questo, Signore, che noi usciremo di qua trasformata, Signore. Noi usciremo di qua, Signore, ancora più vicino al tuo Spirito Santo. Padre, nel nome di Gesù, Signore, che ogni donna che è arrivata qua e non sa come, Signore, non sai perché, Padre, noi sappiamo che il Signore ha segnato questo giorno, Signore. Il Signore ha segnato oggi, Signore, come un nuovo inizio, Signore. O Signore ha segnato oggi come un nuovo inizio di una nuova storia, Padre. Io credo in questo, io credo in te, Signore. Noi confidiamo in te, Signore. Noi confidiamo nelle tue promesse. Noi confidiamo che il Signore può fare. Noi confidiamo che il Signore può agire, Signore. Ricevi questo culto, Padre, nel nome di Gesù. Amém. Amém. Tu puoi applaudire il nome del Signore? Alleluia. Applauda più forte. Alleluia. Alleluia. Noi dichiareremo: confido in te, mio Salvatore. Tu dichiarerai questo molto forte al Signore. Amém? Ho una certezza. Gesù è mio. Gesù è mio. Il quarto uomo. Il quarto uomo in mezzo al fuoco. Lui era lì. Nato di nuovo. Nato di nuovo. Lavato da quel sangue che al Calvario lui diede per me. Dichiari: confido.
certezza. ho la certezza, Gesù è mio, il quarto uomo in mezzo al fuoco, lui era lì, nato di nuovo, lavato Per sangue. quel sangue che al Calvario lui tiene per me. Dichiari, confido. Confide in Dio, mio Salvatore, lui non fallirà, lui non fallirà. Confide in Dio, Confido in te, Signore. mio Salvatore, Tu sei il nostro Salvatore. lui non fallirà. Colui che ci ha promesso non fallirà mai. Lui non fallirà. Se Dio ti ha promesso qualcosa, è tempo che tu abbia questa fiducia afflorata nel tuo cuore. Se Dio ti ha detto qualcosa, è tempo che tu cominci a confidare nel Signore, perché la sua parola dice che Lui non fallisce mai. Dichiaro, ho cercato Dio. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Eu confido. E io confido. E io confido. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. E io confido. E io confido. E io confido. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. E io confido. E io confido. Mio Salvatore, Lui è. lui non fallirà, lui non fallirà. Confida in Dio, mio Salvatore, lui non fallirà, lui non fallirà. Confido. Confida in Dio, mio Salvatore. La Chiesa dichiara. Ele não fallisce mai. Lui non fallirà. Confido. Confida in Dio, mio Salvatore. Lui non fallirà. Lui non fallirà. E io confido, Confido in Dio, mio Salvatore, lui non fallirà, lui non fallirà. Padre, noi dichiariamo, Signore, che la nostra fiducia, Signore, sarà aumentata questa sera, Signore. A volte noi diamo ascolto alle persone, quello che dicono le persone, ma noi non diamo ascolto a ciò che dice la tua parola. La tua parola dice che tu non fallirai, che tu rimani fedele e che noi dobbiamo confidare in te, Padre. La tua parola dice anche che alcuni confidano in carri, altri confidano in cavalli, ma noi facciamo menzione del tuo nome e noi vogliamo dichiarare questo questa sera,
sera, Padre, che Signore la nostra fiducia non sono nella forza del nostro braccio, in quello che noi possiamo fare o del nostro soccorso che verrà da qualcun altro, ma la nostra fiducia viene dal Signore, il Signore che ci ha dato la vita, il Signore che ci ha salvato, perché per questo noi vogliamo dichiarare che noi abbiamo completa fiducia in Te, Signore. Noi abbiamo completa fiducia in Te, perché noi abbiamo desiderio di stare nella Tua presenza. Noi cerchiamo la Tua presenza, Signore. Tu sei tutto ciò che noi desideriamo. Tu sei tutto ciò che noi aspettavamo. La Tua presenza è tutto ciò che riempie la nostra anima. La Tua presenza è tutto ciò che riempie i nostri cuori. La Tua presenza è tutto ciò che trasforma la nostra vita, Signore. E per questo noi vogliamo dichiarare che Tu sei tutto ciò che noi desideriamo, Signore. Tu sei tutto ciò che noi desideriamo. Vicino al pozzo ero io, quando un uomo giudeo, visto la sete che c'era in me, Senza sapere, senza conoscermi sapeva che mi ha offerto un'acqua, un'acqua che mai finirà. magari dammi da bere. Dammi da bere che ho sete, non voglio più cercare in altre fonti. Non ritornerò a bere per la mia sete saziare, perché io ti ho ascoltato. Tu sei ciò che io desidero, la fonte di vita che mi salvò, il dono di Dio, il Messia. Vicino al pozzo ero io, quando un uomo giudeo, visto la sete che c'era in me,
bere che ho sete, non voglio più cercare in altre fonti. Non ritornerò a bere per la mia sete saziare, perché io ti ho ascoltato. tu sei ciò che io desidero, la fonte di vita che mi salvo, è dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore. Tu sei ciò che io desidero, la fonte di vita, la fonte di vita che mi salvo, è dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore. Io voglio bere dal tuo fiume, Signore, sazia la mia sete, pulisce il mio cuore. Io fluirò dalle tue acque, io berrò della tua fonti d'acqua viva. Io voglio bere nel tuo fiume, Signore, sazia la mia sete, pulisce il mio cuore. Io fluirò dalle tue acque, io berrò della tua fonti d'acqua viva. Sei la fonte Sei ciò che che io desidero, la fonte di vita, il dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore. Tu sei ciò che io desidero, fonte di vita che mi salvo, dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore. Sai, quella donna era lì vicino al poço. Ele non si sentiva degna, lei era rifiutata dalla tua persona, ma Gesù è andato lì proprio per lei. Gesù proprio voleva vedere lei, parlare con lei, dire chi era lui, lui voleva dire a lei, perché lei si sentiva rifiutata da tutti. Forse tu ti senti un po' da sola. Forse tu si senti un po' immeritevole, ma Gesù dice che Lui è venuto oggi proprio per te. Lui è venuto proprio per parlare con te, per dichiarare sulla tua vita, per raccontare su di Lui a te. Lui è venuto proprio per ministrare al tuo cuore. Lui è venuto per dirti che tu sei amata e che non importa quello che tu hai fatto in passato, quello che c'è oggi nella tua vita, Lui ti ama e vuole dichiarare, riscattare la tua vita e scrivere una nuova storia e fare di te un vaso che traboccherà su tante altre vite, che trasformerà tante altre vite, che guarirà tante altre vite. Quella donna era rifiutata, ma Gesù è andato in quel posto per parlare con lei. E lei non sapeva di questo, ma era tutto ciò che lei desiderava. Forse il vuoto che c'è nel tuo cuore tu non sai come colmare,
Ma io ti dico una cosa, Gesù è tutto ciò che tu desideri. Gesù è tutto ciò che noi desideriamo. Gesù è l'unico che può colmare il vuoto della nostra anima. Lei viveva una storia distrutta e Gesù si è avvicinato a lei per dire chi era Lui, per dichiarare chi era Lui. Oggi Gesù vuole dichiarare chi è nella tua vita. Gesù è il tuo Salvatore. Gesù è colui che è venuto per riscattare la tua vita. Gesù è colui che è venuto per salvare, per cambiare, per trasformare. Gesù è tutto ciò che noi desideriamo. Gesù è tutto ciò che noi vogliamo. Alleluia. Noi vogliamo stare ai tuoi piedi, Signore, alla tua presenza. Noi vogliamo stare vicino a te. Volto in tua presenza, ai tuoi piedi dove voglio stare, in mezzo alla tua santità. Io voglio restare, non per benedizioni. Gesù, non sei in debito con me, più di ciò che puoi fare per me. Io voglio te. Mi pento se sono stati indifferenti. Mi pento se ero lontana da te. Portami al primo amore. Io apro il mio cuore a te. Mi pento se sono stati indifferenti. Mi pento se ero lontana da te. Portami al primo amore. Io apro il mio cuore a te. Avvolto in tua presenza, a tuoi piedi dove voglio stare, in mezzo alla tua santità. Io voglio restare, non per benedizione. Gesù, tu non sei in debito con noi. Gesù, non sei in debito con me, più di ciò che puoi fare per me. Io voglio te. Io voglio te. Chiedi questo. Solo te. Io voglio te, Gesù. Solo te. Solo te. Niente più
vogliamo più di te, vogliamo più di te. Vieni, scendi la tua gloria, vogliamo più di te, vogliamo più di te. Cadi con la tua voce. Vieni, scendi la Tua gloria, vogliamo più di te, vogliamo più. Vieni, scendi. Vieni, scendi la tua gloria, vogliamo più di te, vogliamo più di te. Vieni, scendi la tua gloria, vogliamo più di te, vogliamo più di te. Vieni, scendi la tua gloria, vogliamo più di te, vogliamo più di te. Cari, Gesù, tu sei qui. Scendi la tua gloria in mezzo a noi. Vogliamo più di te. Vogliamo più di te, più di te. Vieni, scendi la tua gloria. Vogliamo più di te. Sì, Spirito, noi vogliamo più di te. Vogliamo più di te, sì Signore, vogliamo più di te. Perché la tua fedeltà è grande, Signore. Il tuo amore è grande, il tuo amore non fallisce mai. La tua bontà, la tua fedeltà, Signore, ci perseguiteranno tutti i giorni della nostra vita. La tua bontà e la tua fedeltà, Signore, ci perseguiteranno tutti i giorni della nostra vita. Alleluia. Noi ti amiamo, Signore. Noi vogliamo dichiarare, Signore. Noi vogliamo dichiarare il tuo amore, Signore. Alleluia. Spirito Santo. Tua grazia non fallisce, i miei giorni sono nelle tue mani. Al momento in cui mi alzo fino alla sera, io canterò la bontà del mio Dio. Ti amo Dio, ti amo Dio. La tua grazia non fallisce, i miei giorni sono nelle tue mani. Al momento in cui mi alzo fino alla sera, io canterò la bontà del mio Dio. Tu sei fedele. Sei fedele ogni tempo, in ogni tempo tu sei buono con me, in ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio, la dolce voce chi mi guida, che mi guida in mezzo al fuoco, nella oscurità, tua presenza, mi conforta. so che sei il mio Padre, il mio amico sei, io vi la bontà del mio Dio.
Sei fedele. sei fedele in ogni tempo. In ogni tempo tu sei buono con me. In ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. Sei fedele. Sei fedele in ogni tempo. In ogni tempo tu sei buono con me. In ogni mio respiro Io canterò io canterò la bontà del mio Dio. tua bontà. La tua bontà mi seguirà, Signore. La tua bontà mi seguirà, Signore. La tua bontà mi seguirà, Signore. La tua bontà mi seguirà, Io mi arrendo. io mi arrendo a te, dono tutto a te, io vivrò solo per te. La tua bontà mi seguirà, Signore. La tua bontà mi seguirà, Signore. La tua bontà mi seguirà, Signore. La tua bontà mi seguirà, Io mi arrendo. io mi arrendo a te, dono tutto a te, io vivrò solo per te. La tua bontà mi seguirà, Signore. 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 Sei fedele in ogni tempo, Alleluia. in ogni tempo tu sei buono con me. In ogni mio respiro io canterò. io canterò la bontà del mio Dio. Sai, oggi noi abbiamo fatto il nostro devozionale con tutte le donne nel capitolo 21 di Giovanni. E questo capitolo c'era, in tutto questo libro c'era un verso che Giovanni scriveva da se stesso. E lui diceva: il discepolo che Gesù amava ha detto così. Lui diceva di lui stesso, il discepolo che lui amava. Io voglio sapere cos'è che tu dici di te stesso. Noi diciamo Dio ti ama a un'altra persona, ma oggi Dio vuole che tu dica a te stesso il discepolo che Dio ama. Il discepolo che Dio ama, la discipola che Dio ama. Andrea è una discipola che Dio ama. Tu puoi dire il tuo nome? Dica il tuo nome e dica così: la discipola che Dio ama. Andrea è la discipola che Dio ama. Lui sapeva di essere amato dal Signore. Tu devi sapere che tu sei amato dal Signore, amata dal Signore. Devi sapere chi sei. Lui ha scritto questo libro e lo ha dichiarato su tutto questo libro. Il discepolo che Gesù amava. Gesù vuole che tu sappia quanto Lui ti ama e che tu abbia la certezza di questo. Amém? Amém? Potete sedervi? Amém? Potete, dov'è Paolo? Pode colocar o
púlpito aqui para mim, pede para ele. Amém? E Ked também para pegar. Amém? As flores são para lá. Amém? Nesse momento nós faremo nosso momento di decima e oferta. Se tu ti senti nel tuo cuore di portare la tua decima, un'offerta a questa casa. Quest'anno noi abbiamo tanti progetti per queste donne. Abbiamo già confermato tante donne che verranno a portare la parola di Dio qua. E noi vogliamo riuscire a fare questo. Tutto questo c'è un costo. E noi vogliamo avere la possibilità di fare questo, di riuscire a crescere ancora di più. Oggi noi siamo in tante donne, ma nel mese prossimo noi avremo un culto al mese. Nel mese prossimo eu dichiaro che noi saremo il doppio, amen? Amen? Noi saremo il doppio di queste donne, amen? Padre, em nome de Jesus, Senhor, in questo momento che noi vogliamo ofertare na tua casa, Senhor, que Spirito Santo, che ogni donna possa versare, Signore, a sua adorazione su questo tempo, Signore, a sua lode in questo tempo, Signore. Padre, nel nome di Gesù, benedice, Signore, a fedeltà di ognuna, Signore. Protegge, Signore, il cuore di ognuna, Signore. Protegge la mente di ognuna in questo momento, Signore. Che loro possano fare, Signore, per te, Signore. Non per noi, ma per te, Signore. Per amore a tu, per amore a tua opera, Signore, nel nome di Gesù. Amém. Sônia, pode vir já. Amém? Ci abbiamo tante donne che ci visitano, vero? Ci abbiamo la mamma della Gleice. Ci abbiamo tutte queste sorelle qua. Puoi andare a dare un abbraccio? Le nostre sorelle possono andare a dare un abbraccio, dici benvenuta in questo luogo a loro? So che avete già dato un abbraccio, ma un abbraccio non è mai troppo, né? C'è la pastora Lady, c'è la Renata là dietro. Le donne che voi non conoscete, andate a dare un abbraccio. Amém? Que bello stare nella casa del Signore, vero? È molto bello stare nella casa del Signore, è molto bello poter venire un mercoledì e stare nella casa del Signore. Io potrei abitare qua. Mi piace tanto stare in questo ambiente, in poter avere il privilegio di essere qua. Amém? Voglio condividere una parola con voi questa sera, ma prima voglio che tu alzi la tua mano così e fai la tua preghiera per me. Tu puoi pregare per me?
Amém. Aleluias. Eu vou falar em português. Io parlerò in portoghese E la missionaria Sonia mi tradurrà. e la missionaria Sonia tradurrà. Eu falei que ia falar em português e já. Io ho detto che avrei parlato in portoghese già, E já não falei mais, depois de um segundo. e adesso non ho più parlato, per un attimo. Eu gostaria de dividir com vocês uma palavra em Esther, capítulo 4, Io vorrei condividere con voi una parola in Esther, in capitolo 4, e versículo 14. versetto 14. Se a Regia pode colocar aqui, vai La ser. regia può mettere qui, Pode ser só em italiano mesmo. può essere anche solo in italiano. Infatti se oggi tu taci, soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei da qualche altra parte, ma tu e la casa di tuo padre perirete. E chissà se non sei diventata regina appunto per un tempo come questo. Amém. Eu não potevo cominciare questo incontro di donna. Eu não poderia começar esse encontro de mulheres Io non potevo iniziare questo conto delle donne sem falar sobre esse versículo. senza parlare sopra questo versetto. Esse versículo, ele marcou muito o meu começo do meu ministério com Deus. Questo versetto ha marcato molto il mio inizio di ministero con Dio. Quando nós fomos chamados para sermos pastores, Quando noi siamo stati chiamati per essere pastori, era muito difícil. è molto difficile. E eu chorava Io piangevo, e perguntava a Deus por quê. io chiedevo a Dio perché. Tinha tanto tempo para você me chamar, Senhor. Avevi tanto tempo per chiamarmi, Signore, Você me chamou próprio num tempo de Covid, e tu mi hai chiamato in un tempo di Covid, em que as pessoas deviam ficar afastadas uma das outras. dove le persone si stavano allontanando una dall'altra. E eu começava a murmurar iniziavo- dentro de mim mesma. E io iniziavo a mormorare dentro me stessa. Começava, Jesus tinha me escolhido, Io iniziavo a dire: Gesù, tu mi hai scelto, mas por que nesse tempo, Senhor? ma perché in questo tempo, Senhor, eu Signore? não vou ser capaz. Se io non ce la farò. E eu começava a dizer essas palavras de tristeza para o Senhor. Io iniziavo a dire queste parole di tristezza al E eu me Signore. lembro que no primeiro chá das mulheres, E mi ricordo che nel primo tè delle donne e era um tempo muito difícil, era un tempo molto era o difficile, início de tudo, era l'inizio di tutto, onde eu chorava todos os dias. dove io piangevo tutti i giorni. Eu vi naquele chá de mulheres Io vedevo quel tè delle donne, e eu preguei elas na porta, elas estavam dando um papelzinho. io pregavo, loro stavano arrivando nella porta con una carta, E quando eu abri e quando io ho aperto essa pergaminha, questa pergamena estava escrito esse versículo: c'era scritto questo versetto: quem sabe se Deus não te escolheu chissà che Dio non ti abbia scelto próprio para esse tempo. proprio per questo tempo. E ali eu parei. Io lì mi sono fermata Então eu falei: Senhor, se você me escolheu, e lì ho chiesto: Signore, se tu mi hai scelto, então me capacita. allora capacitami. Me capacita para viver esse tempo. Capacitami per vivere questo Me tempo. capacita para superar os meus medos. Capacitami per superare le mie paure. Me capacita para conseguir ir além Capacitami per riuscire ad andare oltre daquilo que eu vejo. da quello che io vedo. Nesse texto nós vimos a história de Esther, In questo testo noi vediamo la storia di Esther, a história de uma mulher la storia di una donna que foi escolhida che è stata scelta para salvar o seu per salvare povo. il suo popolo. Essa história é muito linda. Questa storia è molto bella. Nós lemos hoje essa história. Noi stiamo leggendo oggi questa storia Nós vemos o quanto essa mulher foi forte e noi vediamo quanto è stata forte questa contra donna. tudo aquilo que foi decretado naquele tempo. Quanto lei ha lottato tutto quello che è stato Contra decretato tudo in quel tempo. aquilo que foi decretado naquele tempo. Contro tutto quello che è stato decretato a quel tempo. Era um decreto de morte. Era un decreto di morte, Era um decreto de morte. era un decreto di morte, Mas Deus sempre ma Dio sempre vai levantar alguém alzerà qualcuno para nos posicionar. per posizionarci. Deus já tinha chamado Esther, Dio aveva già chiamato Esther, tinha colocado ela no lugar de honra, aveva collocato lei in un luogo di onore, mas ela não sabia ma lei non sapeva o porquê ela estava ali. perché lei era lì. Mas Deus sempre vai falar com você. Ma Dio sempre parlerà con te. Deus usou um papelzinho com um versículo Dio ha usato un pezzo di carta con un versetto para me dizer: per dirmi: eu te escolhi para esse tempo. io ti ho scelta per questo tempo. E Deus usou Mardoqueu E Dio ha usato un Mardocheo para dizer a Esther:
per dire ad Esther, se você não se levantar, se tu non ti alzi, o socorro de Deus il soccorso di Dio não vai faltar. non mancherà. E se eu não tivesse me posicionado, E se io non mi fossi posizionata, essa igreja estaria aqui, questa chiesa non sarebbe qui. do mesmo jeito que está hoje, Nella stessa maniera che sarebbe porque o adesso. Senhor, Perché il Signore não falha. non sbaglia. Nós podemos falhar, Noi possiamo sbagliare, nós podemos não crer noi possiamo non credere nas promessas que Deus fez, nelle promesse di Dio che ha fatto. mas Deus tem uma promessa para essa igreja. Ma Dio ha una promessa per Deus questa teria chiesa. levantado alguém E Lui avrebbe alzato qualcuno para suprir as necessidades dessa igreja. per soccombere alle necessità di questa chiesa. Esther ouviu uma voz, Esther ha sentito una voce eu ouvi um papelzinho. e io ho visto un pezzetto di carta. E hoje Deus está falando para você. Oggi Dio sta parlando a te. Quem sabe Chissà Deus não te escolheu che Dio non ti abbia scelto próprio para esse tempo. proprio per questo tempo. Quem sabe Deus não te colocou no lugar que você está hoje Chissà che Dio non ti ha collocato nel luogo dove sei oggi próprio para esse tempo. proprio per questo tempo. E eu não estou falando de um tempo fácil. Non sto parlando di un tempo facile. Eu não estou falando de um tempo em que nós falamos e nós somos ouvidos. Non sto parlando di un tempo nel quale noi parliamo e siamo ascoltati. Estou falando de um tempo em que nós temos que ser resistência. No, io sto parlando di un tempo in cui noi dobbiamo avere resistenza. Eu estou falando de um tempo em que nossa voz precisa ter muita potência para ser ouvida. Io sto parlando di un tempo in cui la nostra voce ha bisogno di avere di molta potenza per essere ascoltata. Estou falando de um tempo em que todos gritam Sto parlando di un tempo in cui tutti gridano contra o Evangelho de Cristo. contro il Vangelo di Cristo, Que todos se levantam che tutti si alzano contra aquilo que Deus nos disse para fazer. contro quello che Dio ha detto di fare. Mas essa é a palavra de Deus para nós mulheres nesse tempo. Ma questa è la parola di Dio per noi donne in questo tempo. Quem sabe Deus nos te escolheu próprio para esse tempo. Chissà che Dio non ti abbia scelto proprio per questo tempo. Deus te escolheu próprio para essa geração. Dio ti ha scelto proprio per questa Às generazione. vezes nós dizemos, eu queria ter nascido antigamente. A volte noi diciamo io volevo che le cose andassero come una volta. Era muito mais fácil. Erano molto più facili. Não tinha televisão. Non c'era la televisione. O mundo hoje está perdido. Il mondo era perso. Mas se Deus te colocou nesse tempo, Ma se Dio ti ha messo é in questo nesse tempo, tempo que você vai è frutificar. in questo tempo che tu É nessa fruttificherai. estação que você vai È in frutificar. questa stagione che tu É sobre fruttificherai. esta geração que você È vai su questa frutificar. generazione che tu É fruttificherai. nessa nação que você vai È in questa frutificar. nazione che tu É nessa fruttificherai. família que Deus te colocou. È in questa famiglia che Dio ti ha messo. É com um marido difícil. Con un marito difficile, É com um filho con un difícil. figlio difficile. Deus te chamou para ser resistência dentro da sua própria casa. Dio ti ha chiamato ad essere resistenza dentro la Deus tua propria te casa. chamou para se levantar como resistência e uma voz dentro da tua própria casa. Dio ti ha chiamato per alzarti con una resistenza, ad essere una voce dentro Deus la te tua propria chamou como casa. socorro para dentro da sua casa. Dio ti ha chiamato per essere un soccorso dentro la tua casa. É um tempo difícil. È un tempo difficile. É um tempo. Às vezes existem decretos de morte sobre a vida dos nossos filhos. A volte ci sono decreti di morte sopra la vita dei nostri Às figli. vezes existem decretos de morte sobre o nosso casamento. A volte ci sono decreti di morte sopra i nostri Às matrimoni. vezes existem decretos de morte sobre o nosso ministério. A volte ci sono decreti di morte sopra il nostro ministero. Mas Deus quer Ma Dio vuole que nós não ouvimos. che noi non ascoltiamo E as vozes que. Os decretos que são lançados sobre nós. la voce e i decreti che vengono lanciati sopra di noi. Deus te trouxe neste lugar hoje È per questo che ti ha portato in questo luogo oggi. para dizer que acima de todos os decretos que podem ser lançados sobre a tua vida, Per dirti che sopra tutti i decreti che possono essere lanciati sopra la tua vita, existe um decreto sobre a tua vida dos céus. esiste un decreto sopra la tua vita del cielo. E o decreto é que nós somos mais que È un vencedores. decreto in cui noi siamo più che vincitori. E nós somos mais que vencedores. In cui noi siamo più che O inimigo, vincitori. ele levanta Il nemico lui alza para que nós nos acostumamos. perché noi ci abituiamo. E o Senhor tem falado muito. E questo è parlato molto. E o Senhor está falando muito Il Signore sta parlando molto. em sonhos ultimamente. In sogni ultimamente. O Senhor tem falado muito em sonhos. O Senhor tem falado muito em sonhos. Il Signore sta parlando molto in sogni. O Senhor tem revelado muitas coisas através de Il Signore ha sonhos. rivelato molte cose attraverso dei sogni. E o Senhor está dizendo, E il Signore sta dicendo, e o Senhor me disse essa semana, il Signore mi ha detto questa settimana, não seja distraída. non distrarti. Às vezes aquilo que nós pensamos que estamos fazendo, A volte quello che noi pensiamo che stiamo facendo, que seja uma coisa boa, che sia una cosa bella, que seja uma coisa certa, che sia una cosa giusta, mas às vezes não é do propósito de Deus. ma a volte non è il proposito di Dio. E às vezes
Essas coisas E a volte queste cose são usadas para nos distrair sono usate per distarci do verdadeiro propósito que Deus tem para nós. dal vero proposito che Dio ha per Daquilo noi, que Deus tem para da nós. quello che Dio ha per Às noi. vezes os nossos desejos de fazer aquilo que nós queremos, A volte il nostro desiderio di fare quello che noi vogliamo, de seguir um percurso que nós queremos, di seguire il percorso che noi vogliamo, tem nos distraído ci distrae do propósito dal proposito de Deus di Dio para nossa vida. per la nostra vita. Deus colocou Esther para um propósito naquele lugar. Dio ha collocato Esther per un proposito in quel Deus te luogo. colocou com um propósito neste lugar. Dio ti ha collocato con un proposito in Deus te questo colocou com luogo. um propósito dentro da tua casa. Ti ha collocato con un proposito dentro Então la não tua se casa. distraia. Non distrarti. Faça atenção Fai attenzione àquilo que está acontecendo ao teu redor. a quello che succede accanto a te. Faz atenção àquilo que o inimigo tem lançado sobre a tua vida Fai attenzione a quello che il nemico lancia sopra la tua para vita roubar per rubare a tua história la tua storia, e a tua história de vencedora. la tua storia di vincitrice. O Senhor nos quer posicionadas. Il Signore ci vuole posizionate. Eu te digo às vezes, E io ti dico che a volte é muito difícil nos posicionarmos. è molto difficile posizionarsi. Como nos posicionarmos? Come ci posizioniamo? Às vezes nós dizemos eu vou orar. A volte noi diciamo pregherò, Às vezes nós dizemos a volte noi diciamo eu vou pedir para Deus io chiederò a Dio e Deus vai fazer. e Dio farà. Deus precisa que nós nos posicionamos. Dio ha bisogno che noi ci Deus nos posizioniamo. deu uma voz potente nessa nação. Dio ci ha dato una voce potente in Talvez questa você não nazione. acredite nisso, Magari tu non credi in questo, mas você pode chegar em lugares que nenhuma outra pessoa vai chegar. ma tu puoi arrivare in un luogo in cui nessun altro è Você arrivato. conhece pessoas em que nenhum de nós conhecemos. Tu conosci persone che nessuno di noi conosce. Deus te colocou em lugares onde eu, como pastora, não vou conseguir chegar. Dio ti ha collocato in un posto dove io come pastore non riuscirò ad arrivare, Mas Deus te coloca lá como voz profética. ma Dio ti collocherà come voce profetica, Voz que transforma. voce che trasforma. Então o Senhor te chama para ser posicionada. Quindi il Signore ti chiama per posizionarti, O Senhor te chama para não se distrair. Dio ti chiama per non distrarti. Como eu disse, essa semana Deus falou comigo. Come ho detto questa settimana, Dio ha parlato con me. Às vezes nós queremos ajudar e ser bons, A volte noi vogliamo aiutare ad essere buoni, mas o Senhor me disse, não se distraia, ma André. il Signore mi ha detto non distrarti, Não se distraia non distrarti com algo que não é o seu con propósito, qualcosa che non è il tuo com algo proposito, que não é a sua direção. con qualcosa che non è la tua direzione. Vocês pensam que Esther não tinha medo? E a volte si pensa che Esther non aveva paura, Ah, tinha. le aveva. Sabe, para começar esse projeto com mulheres, Sapete, per iniziare questo progetto con le donne, quanto medo eu tive. quanta paura ho avuto, Quanto medo eu tive. quanta paura ho avuto. Quanta insegurança eu tive. Io ho avuto bisogno di avere sicurezza. Quanta insegurança eu Quanta tive. insicurezza io ho avuto. Pode montar o retorno aqui, por favor? Retorno do meu microfone aqui em cima. Quanta insegurança eu tive. Quanta insicurezza che ho avuto. Mas o Senhor, Ele sempre nos responde. Ma il Signore sempre ci risponde. O Senhor sempre envia uma voz para nos responder. Sempre il Signore invia una voce per O risponderci. Senhor sempre envia algo para nos dizer. Sempre invia qualcosa per È il dirci. tempo. È il tempo. Eu tenho medo. Io ho paura. Eu não perdi o medo. Io non ho perso la paura. Mas eu estou aqui hoje. Ma io sono qui oggi. Você está aqui hoje. Voi siete qui oggi. É porque Deus tem uma história para cada um de nós. È perché Dio ha una storia per ognuno E di Deus tem noi. um começo para cada um de nós. Perché Dio ha un inizio per ognuno di As noi. nossas Le inseguranças nostre insicurezze não podem parar o projeto que Deus tem para as nossas vidas. non possono bloccare i progetti che Dio ha per la As nostra nossas vita. Le incertezas nostre incertezze não podem parar os projetos que Deus tem para a nossa vida. non possono bloccare i progetti che Dio ha per la Os nostra nossos vita. medos Le nostre paure não podem parar o projeto que Deus tem para a nossa vida. non possono bloccare i progetti che Dio ha per le nostre As vite. nossas Le distrações nostre distrazioni não possam parar non possono fermarsi. o projeto que Deus tem para nossas Non vidas. possono fermare il progetto che Dio ha per la nostra vita. Sabe, muitas vezes a gente pergunta, Sapete, a volte le persone chiedono: Senhor, Signore. me confirma, confermami, me diz. dimmi. E eu continuava pedindo, Senhor, me confirma, me E io, diz. io continuavo a chiedere al Signore: confermami, Me dimmi. confirma, me confirma. Talvez a minha esperança é que Ele falasse, não, não é? Confermami, confermami. A volte la mia speranza era che Lui mi dicesse che non è. Mas o Senhor falou, você precisa. Ma il Signore mi ha detto: tu hai bisogno. Vocês precisam.
Voi avete bisogno. As mulheres dessa igreja Le donne di questa chiesa precisam hanno bisogno se levantar com coragem di nesse tempo. alzarsi con coraggio con questo As tempo. mulheres dessa igreja precisam se levantar com voz forte nesse tempo. Le donne di questo luogo hanno bisogno di alzarsi con una voce forte in As questo mulheres tempo. desse tempo precisam entender que elas precisam ser posicionadas Le donne nesse di questo tempo. tempo hanno bisogno di capire che devono essere posizionate per questo Nós não tempo. podemos nos distrair um segundo. Noi non possiamo distrarci un O secondo. inimigo está tentando roubar os nossos filhos. Il nemico sta cercando di rubare i nostri O figli. inimigo está tentando roubar a nossa história. Il nemico sta cercando di rubare la nostra O storia. inimigo quer que nós nos posicionamos lá fora. Il nemico vuole che noi ci posizioniamo là fuori E nós não lembramos que nós temos um lar para cuidar. e noi non ci ricordiamo che abbiamo una casa da prendere cura. Nenhum Nessun, sucesso profissional nessun successo professionale vale a pena vale la pena se um casamento, se un matrimonio, se uma família se una famiglia é destruída. è distrutta. Então muitas das vezes o Senhor está chamando. Molte volte il Signore sta chiamando. Volta para sua casa. Torna a casa tua. Volta para sua casa. Torna a casa tua. Volta para sua família. Torna alla tua famiglia. Talvez o teu posicionamento hoje Talvolta il tuo é posizionamento oggi voltar para sua casa. è tornare alla tua É casa. voltar para sua família. È tornare alla tua É famiglia. olhar o seu filho adolescente. È guardare il tuo figlio É adolescente. entender o que está acontecendo neste momento tão turbulento da sua E vida. capire quello che sta succedendo in questo momento tanto turbolento della sua vita. Entender o que está acontecendo no mundo. E capire quello che sta succedendo nel mondo. Entender o que o mundo está oferecendo para nós. Capire quello che il mondo sta offrendo per noi. E aquilo que nós estamos pegando. E quello che noi stiamo prendendo. Aquilo que nós estamos pegando nas nossas mãos. Quello che noi stiamo prendendo nelle E nostre mani. trazendo E com as, portando com as nossas próprias mãos sulle nostre mani. para dentro das nossas casas. Dentro le nostre case. Talvez o nosso posicionamento hoje Talvolta il nostro posizionamento oggi seja somente è soltanto voltar para casa. tornare a casa. Às vezes é algo tão simples, A volte è qualcosa di così semplice, mas que o inimigo tem dito: ma che il nemico ha detto: cresce, cresci, ganha sucesso, trova il successo, ganha sucesso profissional, guadagna il successo cresce professionale, na tua vida profissional, cresci nella tua vita que as professionale, pessoas possam se orgulhar de você, che le persone possono guardarti. se orgulhar de Se você, orgogliarsi, que as pessoas possam guardar-te com orgulho, stimarti, que as pessoas possam te olhar e te che aplaudir. le persone possono guardarti e applaudirti. Olha onde a Andréa chegou, Guarda dove Andrea è arrivata, olha onde ela chegou. guarda dove lei è arrivata. Mas o Senhor diz: Ma il Signore dice: nenhum sucesso profissional nessun successo vale professionale uma história, vale uma una storia, família una famiglia acabada, Distrutta. destruída, uma família destruída. Às vezes são posicionamentos, pequenos posicionamentos. A volte sono piccoli posizionamenti, Às vezes são pequenas coisas. a volte sono piccole cose, Às vezes é orar na mesa com os nossos filhos. a volte è pregare a tavola con i nostri figli, Às vezes é orar quando nossos filhos vão dormir. a volte è pregare quando i nostri figli vanno a dormire, Talvez é orar com a nossa amiga que está precisando. talvolta è pregare con la nostra amica che ha Talvez bisogno, é orar por uma pessoa que você encontrou na rua e o Senhor fala: ora. a volte è pregare per una persona che tu hai trovato per strada e il Signore ti dice prega. É tempo que nós não podemos nos distrair, irmãos. È un tempo in cui noi non possiamo distrarci, Nós temos que estar posicionadas. noi dobbiamo essere posizionate. Às vezes, A volte nós estamos esperando noi stiamo aspettando que Deus nos encha che Dio ci riempia de algo di qualcosa para que nós possamos começar a trabalhar. perché noi possiamo iniziare a lavorare. Talvez nós pedimos para Deus: Deus, dá-me algo para que eu tenha um sinal, A volte noi chiediamo a Dio: Dio, dammi qualcosa affinché abbia un segnale, para que eu possa começar. perché possa iniziare. Mas o Senhor diz: tem tudo dentro de você. Ma il Signore dice: c'è tutto dentro di te. Eu já coloquei dentro de Io você. già l'ho collocato dentro di te. Você já sabe o que você tem que fazer. Tu già sai quello che devi fare. Esse nome, Be Brave, E questo nome, Be Brave, que significa se corajosa. che significa sii coraggiosa. Eu não achava o nome. Eu falei: Senhor, que é um nome forte para as mulheres da tua igreja. Io non trovavo il nome, io ho chiesto: Signore, c'è bisogno di un nome forte per la Eu tua não chiesa. conseguia achar um nome para as mulheres. Io non riuscivo a trovare un nome per le E donne. eu fazia uma lista de nomes. Io facevo una lista di nomi, Perguntava para as minhas amigas: qual que você gosta mais? mandavo alle mie amiche e gli dicevo: qual è che ti piace di più? Alguns diziam: não gostei de nenhum. Alcune dicevano: nessuno. Mas sabe que não tinha nada no meu coração. Ma sapete che non c'era nulla nel mio Me cuore deixava em paz. che mi lasciava in pace E eu falava: é esse o nome que Jesus escolheu. e che mi diceva: questo è il nome che Gesù ha scelto. Um dia eu estava olhando no meu tablet. Un giorno io stavo guardando il mio tablet Em março
marzo 2020, 2020, à meia-noite e 37, a mezzanotte 37, tinha uma nota no meu tablet, c'era una nota nel mio tablet escrito assim: che diceva così: Be Brave. Be brave. Só esse nome, Solo questo nome, mais nada. nulla di più. Naquele momento eu falei, uau, E in quel momento ho detto wow, o Senhor já tinha me dito, il Signore mi aveva già detto, o Senhor já tinha me dado, il Signore mi aveva già dato, mas talvez o meu medo, ma talvolta la mia paura, o medo de me posicionar, la paura di posizionarmi tinha tapado os meus olhos. aveva chiuso i miei occhi. Então o Senhor hoje Ele quer Il Signore oggi vuole que você, che voi, com medo con la paura, ou sem medo, con la paura o senza paura, com medo ou sem medo, con la paura o senza paura, você se posicione. ti posizioni. Porque aquilo que você está esperando que o Senhor coloque dentro de você, Perché quello che tu stai aspettando che il Signore metta dentro di te, para você começar a agir, per iniziare ad agire, existe já dentro de você. esiste già dentro di te. Às vezes o Senhor quer que nós nos levantamos Talvolta il Signore vuole che noi ci alziamo com voz con voce profética profetica sobre a vida um dos outros. sopra la vita l'uno dell'altro. O Senhor pediu, a Esther pediu àquele povo Esther ha chiesto a quel popolo de orar e jejuar di pregare e digiunare para que ela, perché lei, pelo posicionamento dela, per il suo posizionamento, existem momentos esistono momenti que nós temos que levantar che noi dobbiamo alzarci como voz profética na vida das nossas irmãs. con voci profetiche nella vita delle nostre sorelle. Existe um momento que nós temos que nos levantar Esistono momenti in cui noi dobbiamo alzarci com voz profética na vida da igreja. con voce profetica nella vita della Chiesa. Existe um momento que nós precisamos nos posicionar Esistono momenti in cui noi abbiamo bisogno di e não esperar posizionarci que o Senhor nos continue a dar coisas. e non aspettare che il Signore continui a darci cose. Mas o Senhor colocou algo dentro de nós Ma il Signore ha messo qualcosa dentro di que tem noi que fluir para fora. che deve fluire fuori. O Senhor tem que colocado algo dentro de nós Il Signore ha collocato tante cose que dentro di precisa noi ser derramado che hanno bisogno di essere sobre a sparse vida de outras pessoas. sopra la vita delle altre persone. Eu gostaria de saber se nessa igreja Vorrei sapere se in questa chiesa se tem alguém que precisa de oração c'è qualcuno che ha bisogno di preghiera por algo. per qualcosa. Eu gostaria que você se levantasse de pé. Vorrei che vi alzasse in piedi. Você precisa de oração por algo? Se avete bisogno di preghiera per qualcosa, Eu gostaria que você viesse aqui na frente. vorrei che voi veniste qui davanti. Você precisa de oração por algo? Vem aqui na frente. Tu che hai bisogno di preghiera per qualcosa, vieni qui davanti. Pode girar para essa igreja, Potete pode girar para as girare. irmãs. Pode girar para a igreja. Você precisa de oração por algo. Voi avete bisogno di preghiera per qualcosa? Sabe quem são as pessoas que precisam orar por elas? Sapete che ci sono persone che possono pregare? Sabe quem são as pessoas que precisam orar por elas? Sapete chi sono le persone che hanno bisogno di pregare per loro? Nós. Noi. Então eu gostaria que você viesse Io vorrei che voi veniste e ficasse do lado de uma dessas pessoas. e veniste accanto a una di queste persone. Uma dessas pessoas. Una di queste persone. Você vai ser a intercessora dessa pessoa. Voi sarete l'intercessore Venha. di questa persona. O Venite. Senhor precisa de pessoas que tenham coragem. Venite, il Às Signore ha vezes bisogno você di acha persone che que hanno Deus coraggio. chamou a pastora para se levantar, Ma voi mas pen- talvez tenha uma amiga tua aqui na frente Ma voi pensate que che- precisa. Voi pensate che il Signore abbia alzato la pastora per pregare, ma il Signore ha messo una amica vicino a te? Tem uma amiga sua aqui na frente C'è un'amica tua qua vicino que precisa de uma oração, che ha bisogno di una preghiera, que precisa da sua voz che ha profética, bisogno della tua voce profetica, que precisa que você se posicione nesse tempo, che ha bisogno che ti posizioni in questo que tempo, che precisa que você levante a sua voz ha nesse bisogno che tempo, tu alzi la tua voce in questo que tempo, precisa que você não pare de esperar. che ha bisogno che tu non smetti di sperare, Pare de esperar uma voz que venha de outro lugar, che smetti di pensare che arrivi una voce da un altro posto, mas que o Senhor ma che il Signore levantou a sua voz ha alzato la tua voce nesse in tempo. questo tempo. Amém? Amen. Começamos a orar. Senhor, em Possiamo nome pregare. de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Signore, in nome di Gesù, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, noi Pai. preghiamo, Signore. Nós oramos uns pelas outras, Pai. Nós oramos, Pai, como voz profética, Senhor. A Espírito Santo, muitas vezes, Pai, nós pensamos e esperamos que outras vozes se levantem. Nós pensamos e esperamos, Senhor, que outras vozes se levantem, Senhor.
Mas o Senhor escolheu mulheres para esse tempo. O Senhor escolheu mulheres corajosas para esse tempo. O Senhor escolheu mulheres que oram uma pelas outras. O Senhor escolheu mulheres que têm voz profética nessa nação. O Senhor escolheu mulheres que respondem assim ao teu chamado. O Senhor escolheu mulheres que são resistência nesse tempo. O Senhor escolheu mulheres, Senhor, que não têm medo, Senhor, dos decretos que o inimigo declarou sobre a tua igreja. O Senhor escolheu mulheres, Senhor, que se levantam nesse tempo. O Senhor escolheu mulheres, Senhor, que se levantam, Senhor, e que não estão adormentadas, e que não estão distraídas, e que são posicionadas. Pai, eu não sei o que cada uma, Senhor, precisa de oração, Senhor. Qual é a necessidade de cada uma que está aqui na frente, Senhor. Mas o Senhor conhece, Senhor, e junto com elas, Pai, existem mulheres, Pai, corajosas, Senhor, que são profetas dessa nação, que são profetas desse tempo. Existem mulheres, Pai, que estão orando uma pelas outras. Existem mulheres, Pai, que estão declarando, Pai, estão declarando, Senhor, liberação, estão declarando cura, estão declarando, Senhor, transformação, estão declarando, Senhor, que o teu propósito vai se cumprir nas vidas das pessoas, Pai. Estão declarando, Senhor, a tua unção, estão declarando o teu nome, Senhor. Espírito Santo, eu te peço, Senhor, cura, Senhor, para a vida dessas pessoas. Eu te peço, Senhor, cura, Senhor, para a vida dessas mulheres. Eu te peço transformação para a vida de cada uma delas, Pai. Espírito Santo, é um tempo que o Senhor não quer que nós nos adormentamos. É um tempo que o Senhor quer que nós nos levantamos, Pai. Espírito Santo, existe dentro de nós uma força que vem de Ti, Senhor. Existe dentro de nós uma força que vem do Teu Espírito Santo. Existe dentro de nós algo, Senhor, que transforma a vida. Existe dentro de nós, Senhor, uma voz escolhida para esse tempo. Existe dentro de nós, Pai, algo, Senhor, que o Senhor já colocou em nós. Espírito Santo, muitas vezes nós estamos esperando, Senhor, que algo aconteça. Muitas vezes nós estamos na expectativa que algo aconteça. Espírito Santo, mas o Senhor já colocou dentro de nós algo, Senhor, sobrenatural para ser lançado na vida das pessoas, para ser ministrado na vida das pessoas. Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ter força e coragem, Senhor, que nós possamos ser corajosas, Pai, que essa palavra, Senhor, possa gerar em nós um impacto, Senhor, que essa palavra possa gerar no nosso coração, Senhor, um impacto novo, Senhor, um novo início, Senhor, de uma nova história de mulheres posicionadas na Tua presença, Senhor. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo, em nome de Jesus. 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 Tu és um Deus que cura. Tu és um Deus que liberta. Tu és um Deus que transforma. Tu és um Deus que age. Tu sei un Dio che cura, tu sei un Dio che trasforma, tu sei un Dio che libera, tu sei un Dio che agisce. Tu és um Deus que transforma. Tu sei un Dio che trasforma. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que através dessas mulheres, Pai, Signore, in nome di Gesù, che attraverso queste donne, através das palavras delas, che Senhor, attraverso le loro parole possa transformar vidas, Pai. si possono trasformare vite. Que nós possamos dizer basta, Che noi Senhor, possiamo dire basta, Signore, ao tempo de espera, Senhor. al tempo dell'attesa. Que nós possamos voltar para as nossas Che noi casas possiamo tornare alle nostre case e declarar sobre a nossa e família, dichiarare sulle nostre e nos famiglie posicionar sobre a nossa e família. posizionarsi sopra le nostre Espírito famiglie. Santo, que nós possamos dizer basta Spirito Santo, che noi possiamo dire basta ao vício que nos domina. ai vizi che ci dominano. Senhor, que nós possamos dizer basta Se noi possiamo dire basta aquilo que nos leva para longe de Ti. a quello che ci porta lontano da te. Que nós podemos dizer basta, Che noi possiamo Senhor, dire basta, ao Signore, medo que nos paralisa, alla paura che ci paralizza, ao medo que nos paralisa. alla paura che ci paralizza. E em nome de Jesus, In Pai, nome di Gesù, Padre.
Nós possamos começar a gerar frutos. che noi possiamo cominciare a generare frutti, Nós possamos começar a gerar frutos. che noi possiamo cominciare a generare frutti. Em nome de Jesus. In nome di Gesù, Em nome de Jesus. in nome di Gesù. Amém. Aleluia. Aleluia. Eu volevo che la Mary rimanesse qua. Mary, vem aqui. As mulheres de pé. Se levantem de pé. A Mary precisa de mulheres... Vem, Jaque. A Mary precisa de mulheres posicionadas perto dela. Pode desligar a música, por favor, irmão? A Mary precisa de mulheres posicionadas. Existe uma nossa irmã que está passando, penso que, pelo pior momento da sua vida. Está passando pela pior situação da sua vida. Neste momento eu gostaria de saber quais são as mulheres que vão se posicionar pela vida e pela família da Mary. Existe um decreto de morte sobre a casa dela. Mas nós queremos decretar nessa noite que não é aquilo que o inimigo decretou sobre a vida deles, não é aquilo que as pessoas disseram que vale, mas é aquilo que Deus diz. Eu gostaria de te declarar que amanhã nós iremos fazer um jejum. Nós intercederemos o dia todo pela vida da Mary. E eu gostaria de saber quantas mulheres estão dispostas a se levantar nesse tempo. Se você está disposta a se levantar nesse tempo pela vida da Mary. Porque Deus não nos chamou só para ficar paradas e receber algo de Deus. Deus nos chamou para nos posicionar contra os decretos que o inimigo tem lançado sobre as famílias e sobre as casas dentro da igreja. Eu gostaria que você, que está disposto a jejuar e se posicionar, hoje talvez ela está se sentindo fraca pela situação que está passando, mas existe uma igreja ao redor dela. Se você se é disposto a se posicionar, eu te convido a vir aqui na frente e ficar do seu lado. Eu sou a primeira. E amanhã nós vamos orar e interceder para a sua vida. Os decretos que o inimigo tem lançado não são válidos para a sua casa, não são válidos para as suas famílias. As vozes que o inimigo tem declarado sobre a tua casa, sobre a tua família, que é válido aquilo que o Senhor declara sobre a sua vida. Amanhã nós jejuaremos pela vida dela. Vai aqui no meio. Amanhã vai existir mais uma roda em volta dela. Amanhã existirão pessoas que vão se posicionar, porque você não está sozinha, Mary. O inimigo quer dizer isso. O inimigo quer declarar isso sobre a tua vida. Mas você não está só. Existe uma igreja. Existe um povo que combate junto com você. Existe uma igreja que está se levantando junto com você. Nós vamos orar neste momento para que o Senhor restaure a sua força, restaure a sua casa, restaure a sua família. Mesmo que pareça tudo perdido, nós conhecemos, você conhece, e nós acreditamos no Deus do impossível. Amém? Senhor Deus e Pai, nós oramos neste momento, Senhor. Nós consagramos, Senhor, a vida da Meire, nós consagramos aquela família, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, ela necessita de um milagre, Senhor. E nós cremos no Deus de milagre.
Nós cremos nos Deus que ainda faz milagres, Senhor. Deus, em nome de Jesus, renova, Senhor, as suas forças. Renova, Senhor, a sua estrutura, Pai. Deus, em nome de Jesus, coloca, Senhor, os teus anjos ao derredor da sua casa. Pai, assina hoje, Senhor, um novo decreto, Senhor, pela sua casa, Senhor, pela vida do seu esposo, pela vida dos seus filhos, Pai. Nós repreendemos, Senhor, todo espírito de morte, todo espírito de rebeldia, Pai. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus Cristo. Pai, nós estamos aqui, Senhor, uma igreja reunida, uma igreja que prega, uma igreja que crê, Senhor, que Tu és o Deus que faz milagres, Senhor. Nós cremos, Senhor, que hoje, Senhor, o Senhor estará assinando um novo decreto, Senhor, pela casa da Meire, pela sua vida, Senhor. Ah, Senhor, restitui, Senhor, restitui, Deus, restitui a saúde do Carlos, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai. Ah, Senhor, nós cremos no Deus da restituição. Nós cremos no Deus que ainda faz milagres, Senhor. E por isso, Senhor, eu oro, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus, Pai, porque eu creio, Senhor, eu creio no poder, Senhor, meu Deus, da oração de uma igreja. Eu creio, Senhor, no poder da oração das mulheres, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós cremos no Deus poderoso. É por isso que eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós declaramos contra aquele decreto de morte, em nome de Jesus, sobre a vida do seu esposo. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, você não está só, Meire. Amém. Amém. Espírito Santo. Espírito Santo, volta em tua presença, a tuoi piedi dove voglio stare, in mezzo alla tua santità, io voglio restare. Per benedizione, Gesù, non sei debito con me, più di ciò che puoi fare per me. Io voglio te. Mi pento se sono stato indifferente, mi pento se ero lontana da te, portami al primo amore.
solo te, niente più di te. Vieni, scendi, la tua gloria. Vogliamo più di te, vogliamo più di te. Vieni, scendi, la tua gloria. Vogliamo più di te, vogliamo più di te. Dichiari. Vieni, scendi, la tua gloria. Vogliamo più di te, vogliamo più di te. Vieni, scendi, la tua gloria. Vogliamo più di te, vogliamo più. Dichiari la voce. Vieni, scendi, la tua Vogliamo. Vogliamo più di te, vogliamo più di te. Vieni, scendi, la tua vogliamo più di te. Vogliamo più di te. Tu puoi applaudire il nome di Gesù. Alleluia. Tu sei santo, Signore. Tu sei misericordioso. Alleluia. Alleluia. Gloria a Dio. Amen. Noi abbiamo qualcosa da mangiare, Signore, benedici questo cibo, Signore, ogni mano che ha preparato, ogni casa che ha preparato, benedici in abbondanza questa casa, Signore, nel nome di Gesù. Abbiamo una sorella che fa compleanno oggi. Poi cantiamo tanti auguri lì, va bene? Sabato qua sul púlpito là, oggi cantiamo lì, va bene? Vuole rubare l'opportunità del pastore? Oggi la cantiamo lì. Abbiamo una persona che è venuta nel giorno del suo compleanno. Gloria a Dio. Puoi dire gloria a Dio? Gloria a Dio. Non perdere neanche il giorno del tuo compleanno è un'escusa per non venire. Amen? Preghiamo insieme, grazie Signore per questo tempo, grazie per questo culto, grazie per questa famiglia, grazie per queste donne, Signore, grazie perché Tu hai agito in mezzo a noi, grazie per quello che Tu hai fatto in mezzo a noi, grande cosa il Signore hai fatto, io so che continuerà facendo, Signore. Benedici ogni donna, Signore, benedici le donne che stanno compiuto l'anno questa settimana, Signore, la Suelen che ha compiuto oggi, Signore, Signore, versa su di loro benedizioni dal cielo, Padre, nel nome di Gesù. Di nuovo, nel nome di Gesù. Amém.